Affidato per la prima volta con un orizzonte stabile di 5 anni il servizio di tesoreria della regione siciliana. A vincere la gara pubblica bandita dal ragioniere generale Ignazio Tozzo è stato l'istituto bancario Unicredit SpA, che si è aggiudicato i servizi con un ribasso del 51%. Grazie allo sconto applicato alla commessa, la Regione risparmierà 400.000 euro all'anno e dunque 2 milioni di euro durante tutto l'arco della durata dell'appalto. Dopo un anno di transizione si realizza così il completo adeguamento delle attività di tesoreria agli standard fissati a livello nazionale. L'amministrazione regionale consolida il suo servizio rendendo ancora più veloci i pagamenti. La lavorazione del mandato di pagamento verrà realizzata direttamente dagli uffici di ragioneria con rapporto diretto con l'istituto tesoriere. Viene inoltre eliminato il tempo tecnico di alcuni giorni intercorrenti tra l'emissione del mandato, la sua lavorazione e conseguente accredito delle somme. L'affidamento degli uffici, ha commentato l'assessore all'economia Alessandro Dagnino, risponde alle indicazioni di una regione che persegue sempre l'economicità, l'efficienza, che si assume le responsabilità di concludere la fase più economica ed efficiente della liquidazione ai creditori delle somme, un passo in avanti che testimonia l'impegno del governo Schifani e degli uffici per il rafforzamento economico delle casse regionali e il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese.